Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Medico aggredito a Ragusa durante il turno di notte in guardia medica. A Palermo i familiari di una donna si scagliano contro i soccorritori del 118. Daspo e squalifiche per i giovani giocatori della Russo Calcio di Riposto che hanno aggredito un arbitro. Il presidente della società, esclusa dal prossimo campionato, dice: chiediamo scusa. Ustica, nessuna bomba, nessun missile, nessun cedimento strutturale. La strage fu causata da una collisione in volo con un caccia americano. La nuova ipotesi arriva da un'inchiesta giornalistica. STM nell'incontro a Roma con il ministro, l'azienda conferma gli investimenti ma anche un piano globale di esuperi. I sindacati restano cauti. In Sicilia sorgeranno 2 termovalorizzatori. Vi mostriamo l'area dove sarà realizzato l'impianto di Catania. Festa della polizia a Catania in piazza Palestro. Il questore dice: da San Cristoforo partirà il rilancio. Lavoriamo affinché i punti di riferimento non siano i boss ma le istituzioni. Calcio, il Catania punta al 5° posto per giocarsi la promozione negli spareggi play-off. Sabato la sfida alla Cavese, la partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Vigilia di match per il Palermo che domani al San Nicola sfiderà il Bari. Bentrovati, continuano le aggressioni a medici e a sanitari. Le ultime sono arrivate a Ragusa, dove un medico è stato aggredito durante il turno di notte in guardia medica e poi però da aggressore si è trasformato in soccorritore perché ha dovuto prestare aiuto al suo aggressore che era stato colto da una crisi epilettica. Veronica Barbarino. Il medico colpito alla mandibola da un pugno si ritrova a soccorrere l'aggressore colpito successivamente da una crisi epilettica. Una storia paradossale ma vera, accaduta in guardia medica a Ragusa. Erano le 2:30 di notte quando 2 giovani si sono presentati per una ferita importante alla mano. Di fronte all'invito del medico di rivolgersi al pronto soccorso è iniziato un vero e proprio parapiglia. Suppellettili della stanza per aria e un pugno al viso al medico di turno. Qui il risvolto. L'aggressore ha accusato un malore e il medico ferito lo ha soccorso insieme al personale del 118 che nel frattempo era intervenuto. Occorre mettere realmente in sicurezza i nostri luoghi di lavoro, dice il medico in servizio. È diventato intollerabile che un sanitario che è lì per prestare le cure al servizio della popolazione debba essere oggetto di tali atti veramente indecenti. Quindi ci costituiremo parte civile e cogliamo l'occasione anche per sollecitare ulteriormente un'attenzione particolare per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Anche la direzione strategica dell'ASP ha espresso solidarietà al medico per quanto accaduto. È un'altra aggressione è stata causata agli operatori di un'ambulanza del 118 di Villa Abate. Sono stati aggrediti dai parenti di una donna che era morta per cause naturali nel quartiere Brancaccio. Sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla e a lungo vi sono rimasti bloccati dentro perché fuori c'erano ancora i familiari della donna che li minacciavano. Daspo e squalifiche per i giovani giocatori della Russo Calcio di Riposto che hanno aggredito un arbitro. Il presidente della società, esclusa dal prossimo campionato, dice: chiediamo scusa. Emanuela Corsi. Una punizione esemplare, la condanna inflitta dal giudice sportivo a 10 giovanissimi giocatori della Russo Calcio di Riposto, sospesi da 3 a 5 anni per il pestaggio del giovane arbitro Diego Alfonsetti, avvenuta lo scorso 5 aprile nella partita con il Pedare. All'indomani della sentenza sportiva, il questore di Catania Bellassai ha emesso il daspo per 4 dei calciatori, con il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, di 3 anni per un 15enne e un 17enne e di 2 anni per un 14enne e un altro 17enne. Altri provvedimenti potrebbero arrivare nei confronti di altri ragazzi che hanno inseguito, accerchiato e colpito con calci e pugni l'arbitro 19enne che ha riportato ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Io penso che queste sanzioni siano state adeguate.
ma penso che non bastano. Serve una svolta culturale. Io sono rimasto veramente molto scosso, molto colpito da questi fatti. Mi ha colpito principalmente quel tipo che con la bandierina ha colpito l'arbitro, strappandola al guardaline di parte. Ecco, questo è stato un gesto veramente odioso, veramente insopportabile. La sentenza del giudice sportivo ha colpito anche la squadra, esclusa dal prossimo campionato allievi Under 17. Squalificato fino al 30 giugno 2025, l'allenatore è inibito fino alla stessa data il dirigente addetto all'arbitro. Dobbiamo premettere subito una cosa: noi condanniamo questo evento, non deve passare l'idea o l'informazione sbagliata che noi stiamo difendendo qualcuno. Noi non possiamo difendere l'indifendibile. Dobbiamo capire qual è la causa di questo disagio, non so come definirlo, di questa violenza che si scatena in loro per una partita di calcio, e cercare di correggerlo in qualche modo. Solo la squalifica secondo me non è sufficiente. La Sicilia è la seconda regione in Italia per numero di aggressioni nei confronti degli arbitri. Nel 2024, secondo l'AIA, sono state 98. Incidente mortale stamattina sull'autostrada Siracusa-Catania, le vittime un 53enne di Carlentini. L'uomo viaggiava a bordo della sua moto in direzione Siracusa quando prima della galleria San Demetrio ne ha perso il controllo, finendo violentemente sul selciato. Immediati soccorsi con l'intervento anche dell'elisoccorso, ma per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Chiusa in un tratto per i rilievi l'autostrada, è stata poi riaperta alle 14 di oggi. No alla violenza sulle donne e risposte concrete dal governo. Nel pomeriggio in centinaia sono scesi in strada a Siracusa per mantenere i riflettori accesi sul tema. Si chiedono più risorse per i centri antiviolenza, pene certe per gli assassini e l'introduzione dell'educazione alla sessualità obbligatoria nelle scuole. Al corteo dal viale Teracati alla prefettura hanno partecipato tanti giovani e associazioni del territorio, anche in ricordo di Sara Campanella e Ilaria Sula, le due 22enni uccise da coetanei. Nessuna bomba, nessun missile, nessun cedimento strutturale. La strage di Ustica fu causata da una collisione in volo con un caccia americano, almeno secondo una nuova inchiesta. Ma sentiamo i dettagli da Manlio Viola. Il DC-9 Itavia, precipitato nel mare di Ustica il 27 gennaio del 1980, portando con sé 81 persone fra passeggeri ed equipaggio, fu centrato da un caccia statunitense che stava ingaggiando una battaglia aerea con i MiG libici di scorta al volo che trasportava il colonnello Gheddafi. Fu un atto di guerra in tempo di pace e da allora si è assistito ad una infinita sequenza di depistaggi, occultamenti delle prove, cancellazione di tracciati radar e così via per impedire che si potesse risalire alla verità. Lo afferma senza mezzi termini l'Espresso, che domani esce in edicola con la copertina dedicata proprio alla strage di Ustica, riportante come titolo Ustica, la verità. La ricostruzione dell'Espresso arriva a sostenere che ci fu un urto fra un caccia della portaerei Saratoga, che in quelle ore incrociava nel Mar Tirreno, e il velivolo di linea. Un urto che deformò l'ala del DC-9. Fra i resti dell'aereo c'è infatti l'ala deformata, tracce del blu del caccia di quella portaerei e di aviocarburante del tipo usato proprio su quei caccia. Dunque una collisione, nessuna bomba, nessun missile, nessun cedimento strutturale, nonostante quest'ultima ipotesi abbia portato la compagnia aerea Itavia al fallimento. L'ultima ricostruzione arriva però quando l'inchiesta penale è ormai stata archiviata per la seconda volta per l'impossibilità di risalire alla verità. Si è tenuto oggi a Roma, al Ministero del Made in Italy, l'incontro tra i vertici della STM, i sindacati e il ministro Urso. Sono stati confermati gli investimenti per tutti i siti italiani, nessuno sarà chiuso, hanno detto i rappresentanti della multinazionale, annunciando però 2.800 esuberi in 3 anni a livello globale. Il piano non convince i sindacati, che rimangono cauti. Orazio Longo. Esuberi e investimenti, le due facce della stessa medaglia, che sono state confermate nell'incontro che si è tenuto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra ST Microelectronics, sindacati e governo. Davanti al ministro Urso l'azienda ha ribadito che andrà avanti con i piani di investimento e nessuno degli attuali siti in Italia e nel mondo verrà chiuso, ma d'altro canto ha annunciato 2.800 esuberi in 3 anni a livello globale.
Come saranno gestiti questi esuberi? L'azienda dice testualmente che si procederà attraverso misure volontarie, ammettendo dialogo e negoziazioni con i rappresentanti dei lavoratori. Vi saranno spostamenti da compiti manuali ad automazioni. Immediata la replica dei sindacati, la FIOM CGIL parla di un piano parziale, pieno di ombre e di omissioni, perché il taglio all'occupazione in Italia non è stato quantificato. Per Angelo Mazzeo, vice segretario nazionale UGL Metalmeccanici, bisogna rimanere vigili. È un piano industriale che non ci ha soddisfatto pienamente, nonostante gli investimenti per i siti italiani sono stati confermati, ma non c'è stata alcuna nozione assolutamente su quelli che sono le garanzie dei livelli occupazionali. Il Ministero su questo, c'era presente infatti il Ministro Adolfo Urso, deve fare da garante affinché si venga fatto un contratto di programma per quantomeno cercare di minimizzare l'impatto occupazionale su quelle che sono le strategie aziendali. 13.500 lavoratori di STM in Italia, a Catania sono 5.004. Qui, tra le modulazioni annunciate dall'azienda, l'azzeramento del cosiddetto settore CT6 con i lavoratori che dovrebbero transitare nel nuovo SIC Campus con investimenti per 5 miliardi di euro. L'M5 sarà invece mantenuto. Il ministro Urso ha sottolineato come sia necessario riportare l'Italia al centro dello sviluppo industriale di una multinazionale a controllo pubblico che è nata in Sicilia riferendosi all'epoca della SGS Microelettronica. Questo al netto dei problemi di mercato dovuti anche al crollo dell'industria dell'auto e alle regole del Green Deal su cui l'azienda aveva puntato molto. Una mafia che aiuta i cittadini e che risolve le beghe tra privati. È un quadro desolante e sconfortante, quello emerso dall'operazione che ha smantellato il clan mafioso della Noce a Palermo. Marco Gullà. La mafia della porta accanto, quella che risolve le beghe tra privati, quella che puoi chiamare anche per sollecitare lo sfratto di una casa. L'ultima inchiesta sulla mafia della Noce a Palermo ricostruisce uno spaccato di degrado dove è dominante una subcultura difficile da bonificare. Molti cittadini si rivolgono ancora alla mafia per avere risolto un problema o per chiedere l'autorizzazione per l'apertura di un'attività commerciale. E così alla mafia della Noce ci si rivolgeva per aprire una pizzeria, per assicurarsi di poter alzare la saracinesca senza avere ripercussioni. La mafia prima dello Stato, delle forze dell'ordine. Una questua l'ha definita giustamente, correttamente il giudice per le indagini preliminari. Altro non è, purtroppo, una subcultura. La gente si mette in fila per ricevere piccoli e grandi favori dai boss. Non è la prima volta che emerge, già in passato, ad esempio, si era scoperto che persino gli ambulanti abusivi delle feste rionali si rivolgevano al Mamma Santissima di turno per vendere i panini con la milza oppure le bottiglie di birra. È davvero sconfortante, la mafia trae la sua linfa da questo. Alla Noce c'era un governo differente e anche se il mandamento era spaccato tra dissidi, tra vecchie e nuove leve, il pizzo veniva imposto a tutti, anche €1, ma devono pagare tutti, dicevano gli arrestati che non sapevano di essere intercettati. E adesso parliamo di trattamento dei rifiuti. Uno dei 2 termovalorizzatori, sono stati confermati a Schifani, sorgerà a Catania. Vi mostriamo l'area dove sarà realizzato l'impianto. Intanto la città non riesce a superare l'emergenza spazzatura. Tonino De Mano. Un impianto all'avanguardia e a impatto ambientale pari a 0, capace di produrre energia attraverso i rifiuti che a sua volta non sarebbero più destinati all'estero con pesanti ripercussioni sulle tasche dei contribuenti. La regione siciliana rompe gli indugi e per bocca del governatore Schifani annuncia la realizzazione di 2 termovalorizzatori, uno a Palermo, l'altro nella zona industriale di Catania. Nelle immagini che vedete l'area di 20 ettari dove sorgerà l'impianto destinato a risolvere l'atavico problema dei rifiuti. Il sito individuato si trova lungo l'8ª strada proprio di fronte all'Interporto, dove al momento è in atto il cantiere per la realizzazione di una rotatoria. Intanto bisogna fare i conti con la dura realtà di una città, Catania, attanagliata dall'emergenza rifiuti e alle prese con sacche di illegalità che non si riescono a debellare. Montagne di spazzatura depositate anche davanti all'ingresso dell'Istituto Cannizzaro in via Palermo. L'ingresso di una scuola si presuppone che dovrebbe essere libero ed accessibile sempre. Lei ha fatto delle segnalazioni al Comune? Abbiamo fatto le segnalazioni alla ditta raccoglitrice dei rifiuti, però non abbiamo avuto risposta. Il lottocentro, gestito da Gema, appare in grande sofferenza. Per questo, oltre al termovalorizzatore, tempi di consegna a 2-3 anni, servirà un cambio di passo culturale.
Adesso una breve pausa, poi parleremo della festa della polizia, ma anche del cambio di comando alla base USA di Sigonella. Ci vediamo tra poco. Festa della polizia a Catania si è svolta in piazza Palestro. Il questore ha detto da San Cristoforo, da questo quartiere partirà il rilancio della città. Sentiamo Luca Ciliberti. La festa della polizia, un compleanno numero 173 della Fondazione a Catania che è stato celebrato in piazza Palestro, il fortino cuore popolare della città, luogo simbolo dove appena 3 mesi fa è stato ucciso a colpi di pistola un 21enne per rivalità personali. Noi siamo partiti da questo quartiere perché da questo quartiere parte il progetto di risanamento della città ed è soltanto però l'inizio di un processo. San Cristoforo inserito nel decreto Caivano per il questore, il rilancio della città passa proprio dai quartieri a rischio. Ci saranno più uomini, mezzi, strutture a San Cristoforo? Ci sarà sicuramente molta più attenzione e lavoreremo tutti concordemente per raggiungere il risultato. Davanti agli alti ufficiali, ai politici, alle istituzioni, il questore parla per più di mezz'ora, spesso a braccio, sottolineando il suo attaccamento alla città. Ieri a Palermo molti abitanti di un quartiere, il quartiere della Noce, si rivolgevano ai boss chiedendogli aiuto perché dicevano sono gli unici che riescono a risolvere i problemi. Cosa ne pensa lei da uomo delle istituzioni? Io penso che a Catania stiamo cercando di dare degli insegnamenti importanti da questo punto di vista. Ci stiamo ponendo, e non soltanto noi, come punti di riferimento dei cittadini, delle loro istanze, dei loro bisogni, perché vogliamo essere noi i loro interlocutori. Durante la manifestazione sono stati premiati alcuni poliziotti che si sono particolarmente distinti in attività di polizia giudiziaria e in operazioni di soccorso pubblico. Un riconoscimento speciale è stato consegnato dal questore alla signora Emanuela che nelle scorse settimane ha contribuito in modo decisivo a smascherare una truffa, l'ennesima, agli anziani. Cambio al vertice nella base marina USA in Sicilia, a Sigonella. C'era per noi Eva Spampinato. 65 anni di storia americana in Sicilia e 30° avvicendamento al comando della base aeronavale di Sigonella. La cerimonia del passaggio di consegne segue un rito formale e solenne, come la rigorosa disciplina della Marina americana. Un hangar vestito a festa per il cambio al comando, un rito che ha tradizioni antiche, antecedenti all'era cristiana e si ispira ai costumi e alle leggi del mare. A Sicilia avrà sempre un posto speciale dove corre. Il capitano di vascello Showmaker lascia il comando della stazione aeronavale della Marina USA di Sigonella, portandosi con sé non solo un pezzo di Sicilia, ma anche un po' di dialetto siciliano. Siamo ricchi e non sapi nudo. Quello imparato nel corso dei 3 anni al comando della NAS 2 è ascoltato per la prima volta qui nel 2001 durante la sua prima missione fuori dagli Stati Uniti. Grazie per averci voluto bene come avete fatto, io terrò sempre un pezzo della Sicilia nel mio cuore. A Showmaker subentra il capitano di vascello Martins. Sono molto emozionato perché sono appena arrivato e ho avuto un'accoglienza meravigliosa da parte di chi ci ospita, già ho avuto la possibilità un po' di girare un po' la Sicilia. La base NAS di Sigonella, attiva dal 1959, è un hub strategico per le operazioni USA e NATO nel Mediterraneo, un nodo critico di supporto logistico e infrastruttura strategica per la sicurezza transatlantica, come sottolinea lo stesso comandante che glissa sul ridimensionamento del personale americano nelle basi italiane. Voglio parlare della grande cooperazione che c'è tra gli Stati Uniti e le forze della NATO e quindi siamo focalizzati su questo, sul grande lavoro che è stato fatto insieme ai nostri alleati italiani e della NATO. Bene, adesso un'altra pausa, poi parleremo di calcio, del Catania e anche della prossima sfida del Palermo. A tra poco.
Eccoci al calcio, si avvicina all'epilogo della stagione regolare, il Catania punta al quinto posto per giocarsi la promozione negli spareggi play-off. Sabato la sfida alla Cavese, la partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro sulla nostra emittente, cioè su Telecolor. Tonino De Mana. La Cavese, il turno forzato di sosta e il Potenza. 180 minuti per giocarsi il quinto posto con il Catania che deve fare attenzione a Picerno, Benevento e Potenza. Il rush finale lanciato e d'ora in poi sbagliare costerà caro. Si comincia dalla Simonetta Lamberti per uno snodo fondamentale per la stagione dei rossoazzurri, partita che verrà trasmessa in diretta ed in chiaro su Telecolor in una delle tante esclusive che la nostra emittente sta offrendo in questa stagione. Si avvicina a grandi passi la sfida e sale l'intensità degli allenamenti con Mimmo Toscano che tiene tutti sulla corda. Di sicuro non ci sarà Di Tacchio fermato per un turno dal giudice sportivo. In 3 si candidano per la sostituzione Quaini in pole ma in diffida, Frisen e Sturaro, out perché infortunati di lungo corso Beters, Guglielmotti e Luperini. Migliore in compenso la situazione in attacco che piano piano sta recuperando tutti gli elementi. Il ritorno di Inglese in particolare sarà utile e magari determinante per le ultime 2 gare e naturalmente in chiave playoff. Sabato a Cava dei Tirreni le prime risposte, calcio d'inizio alle ore 15. Ricordiamo che non ci saranno tifosi del Catania al seguito, a maggior ragione l'appuntamento in TV su Telecolor diventa ancora più stuzzicante. Vigilia di match per il Palermo che domani al San Nicola sfiderà il Bari. Rosanero cercano la terza vittoria consecutiva. Marco Gullà. Un passo diverso, un passo vincente. Il Palermo dopo la sosta ha cambiato marcia, 2 vittorie consecutive e 7° posto in classifica con finestra sul 6° e 5°. Oggi per il rosanero vigilia di match, domani al San Nicola la formazione di Dionisi affronterà il Bari. Partita difficile, il Palermo però ha il vento in poppa. Ovvio che veniamo da, come dicevi tu, da partite fatte bene, non sono le uniche 2 fatte bene nell'ultimo periodo, ma ce ne sono molte di più. E dovremo dimostrare di avere lo stesso atteggiamento, perché è attraverso l'atteggiamento che poi metti in campo le qualità che servono durante la partita e dobbiamo mettere dentro consapevolezza e non presunzione perché poi realmente mancano ancora 6 partite. Alessio Dionisi deve reinventarsi il Palermo dopo 2 partite con lo stesso 11 iniziale, pesanti le assenze di Segre, Pasqualifica e Ceccaroni, diverse le soluzioni percorribili. Diachité dovrebbe sostituire Ceccaroni nel terzetto difensivo e potrebbe giocare sul centro-destra. A centrocampo si va verso la conferma del duo Gomez-Blen. Dionisi sta pensando di concedere una nuova chance da titolare a Ranocchia sulla tre quarti assieme a Brunori e ovviamente Poyampalo in attacco. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.